Sì, la chiusura dei teatri ci ha imposto di rivedere completamente il progetto dello spettacolo Ludwig van, che doveva aprire la Stagione del Verdi. Uno spettacolo inizialmente scritto, pensato per essere rappresentato in un palcoscenico. La chiusura obbligata dei teatri ci ha obbligato anche a noi di rivedere completamente il progetto. E ne è uscita una cosa nuova, un'avventura artistica secondo me per alcuni aspetti interessante. Io credo che questo tempo così difficile potrebbe essere anche un'occasione per pensare alcune cose nuove, insomma. E questa è stata un'occasione, un'avventura che secondo me ha dimostrato la possibilità di esserci anche in un tempo difficile come questo, insomma. Credo che gli artisti oggi abbiano la necessità di trovare uno spazio, anche se magari chiuso al pubblico, per poter continuare a pensare, produrre, ideare, progettare un futuro. Lo spettacolo. Ho dovuto ripensare nel giro di pochi giorni tutto. Siccome mi ha sempre appassionato il cinema, è una passione che coltivo da parecchio tempo, ho sempre pensato che è possibile un connubio, una possibilità di dialogo tra il teatro e la disciplina del cinema. E questo spettacolo, secondo me, questa versione dello spettacolo in digitale è una commistione giusta tra il teatro e la dimensione filmica. Ho immaginato uno strano percorso di Beethoven all'interno del Teatro Verdi, un Beethoven che gira desolato in un teatro, ahimè, chiuso al tempo del coronavirus, e percorre la platea, percorre il palcoscenico, il palchetto reale, il sottopalco, il graticcio, il teatro nel suo insieme, un teatro, ahimè, vuoto, un teatro che di solito è un luogo di condivisione pubblica e diventa improvvisamente uno spazio di riflessione. Uno spazio di riflessione con la propria vita, sulla propria arte, sulla propria musica. E c'è un Beethoven che fa i conti un po' con se stesso, si confessa un po' le proprie debolezze, le proprie speranze, le proprie difficoltà con il mondo e soprattutto con la propria malattia, quella di essere sordo. Questo personaggio quindi si aggira in questi spazi in perfetta solitudine e dialoga con la telecamera. Dialoga con un ipotetico interlocutore che gli pone delle domande e lui cerca delle possibili risposte. E dialoga con la telecamera, ma dialoga profondamente con se stesso. Anticipo già il finale di questo filmato, perché non è un giallo, lo si può tranquillamente svelare. Il nostro Beethoven, dopo aver riflettuto sulla propria vita, alla fine decide di uscire dal teatro, ma girerà per una Padova completamente deserta, al tempo del coronavirus, per una città che alle 7 di sera è completamente deserta, vuota, buia. Si aggirerà come un fantasma e avrà questa, i suoi occhi descriveranno un po' la sua paura, la sua perplessità, la sua desolazione, il suo sconcerto di vivere in un'epoca che non capisce e che gli mette un po' paura, però la sua salvezza sta nella musica. Infatti mentre Beethoven si aggira come un fantasma in questa in questa Padova spettrale, risuona però l'eco della sua grande musica. Insomma. Quindi questo spettacolo, video, cinema, vuole essere anche in qualche modo un segno di speranza. È un segno di speranza nel senso che dobbiamo continuare come artisti a trovare un nostro tempo, un nostro spazio, un nostro modo di essere presenti. Ecco, con Luciano Roman, che è stato in questa esperienza, in questa avventura, un compagno di viaggio generoso, talentuoso, bravo, ci siamo posti la domanda: dobbiamo dimenticare che stiamo facendo questa cosa in un tempo particolare come questo? E mi ha detto, no, dobbiamo tener conto che la stiamo facendo in un tempo come questo. Il video che il pubblico vedrà capirà che è stato fatto appositamente in questo tempo, in questi giorni. Abbiamo cominciato a ripensare allo spettacolo il giorno dopo che il teatro è stato chiuso e quindi non potevamo non tener conto di questo evento particolare, questo tempo strano che stiamo vivendo. Il Beethoven, che immagina di essere applaudito in un teatro vuoto, scoprirà improvvisamente che il teatro, così pieno di gente, così pieno di applausi, così pieno di entusiasmo, questa sera è vuoto e si aggirerà così in questo spazio straordinario, questo spazio in cui la gente si ritrova, in cui la gente condivide un'esperienza così di amore, di passione, di lacrime, di dolore, di condivisione di un entusiasmo. Improvvisamente questo spazio, ahimè, è vuoto.
e vale la pena riempirlo con la propria fantasia, in questo caso, da parte di Beethoven. Per cui anche uno spazio vuoto lui riesce a immaginare se stesso, avere ancora speranze, pur essendo anziano, vecchio, ormai prossimo alla morte, pensa che deve ancora scrivere, immagina ancora che prima o poi scriverà il Faust. Infatti uscirà dal teatro con la speranza che la vita per lui continuerà ancora, insomma, perché è ancora una grande opera da compiere, è il Faust. Ecco, noi, quindi vuole essere in qualche modo un messaggio anche di speranza e di passione per il nostro lavoro e per il teatro. Colgo l'occasione per ringraziare il Teatro Stabile che ha creduto in questo progetto, Luciano Roma che è stato un compagno, ripeto, di viaggio straordinario, una troupe di giovani persone qualificate, persone esperte, pur essendo giovani, molto professionali, guidate da Serena Pea, e volevo ringraziare tutto il personale tecnico del Teatro Stabile e del Teatro Verdi in particolare, che con grande entusiasmo e generosità ci ha reso possibile di lavorare con grande serenità. Li voglio ricordare perché spesso quando si vede uno spettacolo il pubblico non sa mai cosa c'è dietro le quinte di quello che sta succedendo. Questo spettacolo è frutto di un gruppo di lavoro importante in un tempo difficile come questo e probabilmente l'entusiasmo che ci abbiamo messo proprio è anche dovuto alla coscienza che è un tempo particolare, insomma, in cui c'è bisogno di una certa solidarietà e condivisione di una voglia di fare teatro, di fare arte in un tempo difficile come questo.